Nuova udienza in tribunale a Vicenza per il processo separato per il crack della BPV che vede imputato Samuele Sorato, ex direttore generale dell'Istituto di Credito, la cui posizione per motivi di salute era stata stralciata dal processo principale. Gli adempimenti sono i medesimi di quelli che c'erano stati nel filone principale, nel processo nei confronti del presidente Zonin e degli altri imputati. E le aspettative sono più o meno le stesse che avevamo nel procedimento principale, cioè che si addivenga a una sentenza di condanna, anche se, ad essere sinceri, il tempo fino ad oggi trascorso rende le nostre speranze abbastanza flebili, in quanto siamo ancora al primo grado di giudizio, sono passati diversi anni, ci sarà poi il procedimento in grado di appello, l'eventuale terzo grado in Cassazione, per cui è pacifico che questo sarà un processo destinato alla lunga a terminare in prescrizione, io temo. Oggi l'audizione dell'ex vice direttore della Popolare, Emanuele Giustini, condannato in primo grado insieme all'ex presidente Gianni Zonini, imputato in appello nel maxi processo che si svolge nell'aula bunker di Mestre. Ripercorse le tappe professionali, dall'assunzione agli incarichi ricoperti al ruolo rivestito da Sorato. Ci aspettiamo, come già ho sentito parlare prima il dottor Giustini, una conferma di quelle che sono state le responsabilità, in questo caso del dottor Sorato, nell'ambito della gestione della Banca Popolare, o meglio della mala gestio della Banca Popolare, per cui siamo nel corso della fase istruttoria, le aspettative sono che venga alla fine che si giunga a una sentenza di condanna nei confronti del dottor Sorato.